Mi sembra una polemica non sterile, di più è stato dato mandato di rappresentare simbologicamente un alpino, un corpo importante, un corpo che ha liberato l'Italia, che ha difeso la libertà e ha ridato la libertà agli italiani, dove ha sacrificato migliaia di soldati, di ragazzi. E con cosa deve essere rappresentato? È ovvio che è una rappresentazione di un corpo importante. Una polemica con poca sostanza, quella della statua dell'Alpino da posizionare al Parco Tito Livio II, Manuel Bianzale, consigliere comunale dell'opposizione a Palazzo Moroni. Gli alpini hanno difeso i confini nazionali e del Veneto e sono sempre stati i primi ad accorrere nelle necessità, dice Bianzale. La Giunta parla di questo per coprire altri provvedimenti, sottolinea. A me pare che questa polemica sia d'arte per mascherare le divisioni non solo all'interno della Giunta ma anche all'interno soprattutto del Consiglio Comunale, dove l'area di centro non esiste più e quindi è tecnicamente un'amministrazione di sinistra, direi quasi estrema sinistra, dove Giordani è ostaggio di questa ideologia e la vediamo ogni giorno. Negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni hanno fatto aumenti dell'addizionale comunale, l'aumento dei parcheggi, l'aumento del biglietto dell'autobus, del tram. Lunedì andremo in consiglio comunale e andranno, io no naturalmente, andranno ad approvare l'aumento anche della tassa dei rifiuti. Quindi io credo che sia una polemica studiata ad hoc per distogliere l'attenzione dei padovani dai loro continui aumenti sulle imposizioni ai padovani stessi.